Direttore mio, che schifo! Che schifo, l'ha fatta una monnezza, l'ha fatta buona, napolitano. L'ha svergognata innanzi alle creature. Sì, politici. Ma ti dove scorna? Svergognate, ti dava la faccia bravo, parole pesanti, che creature che deterindeggi, non sentite, che napolitano, voi sapete quando napolitano ci vanno nei 5 minuti, ecco, chiaramente direttore, che noi adesso faremo vedere il servizio riguardo l'inaugurazione dell'anno scolastico. Sì, grazie direttore, arrivederci, sì, ebbene sì, ieri è stato inaugurato da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano l'anno scolastico in presenza dei bambini nel cortile d'onore del Quirinale, e lì annanzi al creatura Napolitano non voleva fare, ma ha fatto una fatanzia, chi si sa a Polverina, questo scandalo della regione Lazio, veramente è stata una vergogna. Poi dopo hanno cantato, hanno ballato, è venuta Emma Marrone, la cantante che tanto piace anche ai ragazzi, è venuta a cantare Emma Marrone. Ma noi ci colleghiamo per l'appunto con il Quirinale, con Giorgio Napolitano. Senti. Allerta. Tutti a scuola, inaugurazione dell'anno scolastico 2012-2013, e per noi in collegamento il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano! Yeah! Bravo! Persona italianine e italianini, eccezione bambini, presenti per questa altresì inaugurazione dell'anno scolastico 2012-2013. Bene. Con sommo gaudio vi ricevo qui nel cortile d'onore del Quirinale per dirvi, mi raccomando, dovete andare a scuola, come è scritto qui sul cartello. Tutti a scuola, tutti a scuola. Bravo, così si fa. Il dovere. Lo so, voi potrete anche dire bambini in erba, né presidente. A noi il dovere, e voi grandi state facendo queste schifezze, e io vi dico che avete ragione. Sta bene, hanno ragione, creatura. È una vergogna quello che sta accadendo nella politica. Bisogna altresì dare un cambiamento netto. Bravo. E noi tutti, grandi, adulti, che abbiamo arrubato dappertutto, speriamo che voi invece facciate molto meglio. Perciò mi raccomando, non prendete esempio da quello che sta facendo adesso. Mi raccomando, bambini, ve lo dico anche io. Altresì italiana. A tale proposito, vista la situazione, abbiamo pensato di far venire a cantare qui per voi è Marrone, perché la figura che stiamo facendo è Marrone, e quindi è la cantante giusta. Emma Marrone, no? È Marrone. Un po' di sollievo a voi, fanciulli, italianine e italianini in erba, che state crescendo. E cioè quindi... Inoltre altresì, per farvi capire la vergogna e la corruzione che dilaga nella politica, soprattutto adesso nella Regione Lazio, ho pensato di cantarvi questa canzoncina. Prego, maestro. No! Polverini Pia, che le cantava niente a Polverini, Fiorito. Polverini Pia. Poi ci sei, Presidente? C'è un assessore. È l'assessore. Polverina è Pia. Sa niente a Polverina. C'è un capogruppo. Sì. C'è un capogruppo. Il capogruppo Ambroglio considera Polverini Pia, non sa nulla. Pure l'usciere. Capogruppo Ambroglio considera roba, l'assessore a guardia, bisogna Polverini Pia. Grande Presidente, grande
presidente Napolitano, veramente. E ha ragione, perché questa Polverini pia. Ma com'è possibile? Io non sapevo nulla, quello che si vede, ma veramente è una vergogna, non sa niente, essa se ne va, non sa niente, è tutta pia, è tutta pia, e Polverini pia, e Polverini pia, e Polverini, belli, complimenti al presidente Napolitano, ancora complimenti per questa versione. Questo ci ha sfracassato veramente i cosiddetti, il Pulcino Pio. Per tutta l'estate, no, a questo ci voleva che anche noi dovessimo dare omaggio al Pulcino. Bene, allora passiamo invece alle notizie di casa nostra, diciamo, sperando che qua non ci siano agguazzi, gnam brugli, perché è stato presentato da parte del sindaco di Napoli, il grande Gigino De Magistris, questo progetto che prevede la metropolitana anche addirittura a Capodichino. Bene, e noi ci colleghiamo per l'appunto con il comune di Napoli. Eccolo qua, presidente, sindaco, scusi. Eccolo qua, sindaco. Sindaco, ha sentito? Qua un saluto. Sentite il presidente Napolitano. Sindaco, il sindaco preferito dai napoletani. Sì, vabbè, lo diceva, sentite il Pulcino Pio. Sono solo io, dagli assessori, sì, vabbè, dal palazzo, quello che vedete alle mie spalle è il comune. Il sindaco è sempre nel comune, anche se io sono un sindaco fuori dal comune. No, hai sentito la cosa del Pulcino Pio? Alle mie spalle è il municipio, il municipio. No, pure tu! No, il municipio no! Stiamo facendo tante cose. Dai, forza! Voglio ricordare che abbiamo scassato, abbiamo fatto la Coppa America, abbiamo fatto la Coppa Davis, e mo facciamo la Coppa Mane e ce ne andiamo. Però voglio ricordare anche chiaramente a tutti i cittadini che cosa? Il lungomare liberato, un lungomare dove tutti i cittadini comodamente possono andare a mangiare un gelato, un gelato al pistaccio, al mandarino, ai puffi, se volete, siete bambini, leggere una poesia e mangiare anche con il gelato col mandolino, facendo attenzione perché dove posate il gelato con il mandolino. Dunque, noi stiamo facendo tante cose, abbiamo anche chiaramente presentato un grande progetto. Ecco, di questo volevo parlare. Il progetto di una metropolitana. Da quando aprirà il cantiere entro 5 anni, faremo una serie di fermate che andranno al centro direzionale fino ad arrivare a Capodichino, e questo è un grandissimo progetto, perché veramente una cosa. Volete vedere il progetto? Volete il progetto? Faccio vedere il progetto, la colonna è un buttino che abbiamo approvato. Prego, grazie sindaco, facciamo vedere questo progetto della fermata. Ecco, questo che vedete qui è appunto il progetto. Ma come mi sono immedesimato nel progetto perché abbiamo scassato e scasseremo ancora per fare il cantiere. Quelle che vedete qui sono le sagome di persone che aspettano la metropolitana qui a Capodichino. Hanno fatto la sagoma, fantastica, ci vuole tempo, moderna, una metropolitana che farà veramente grandi cose. Loro già la stanno aspettando comodamente seduti qui a mangiare un gelato, leggere una poesia e suonare il mandolino. In questa fermata che vedete alle mie spalle è la fermata, il progetto della fermata di Capodichino, dove partono e arrivano gli aerei. Pensate che così con questa metropolitana i turisti che arrivano in 10 minuti, appena 10 minuti prendendo questa metropolitana, possono raggiungere il lungomare liberato. Solo che le possono raggiungere comodamente ogni turista può mangiare un ma possono gelato, andare anche altrove, leggere una poesia e ascoltare il mandolino, perché essendo turista sicuramente non lo sa suonare come noi, ma lo può ascoltare comodamente passeggiando sul lungomare dopo appena 10 minuti di arrivo qui alla metropolitana. Tutto fatto per arrivare sempre al lungomare liberato. Tra 5 anni dobbiamo prima scassare ancora e poi la facciamo. Un saluto da tutti quanti voi. Arrivederci. Grazie sindaco. Speriamo. Mangiate il gelato, perché ci vuole tempo da qua quando finisce sta cosa.
Va bene, noi ci fermiamo un attimo e poi dopo, come vi ho detto nei titoli, grande esclusiva e grande vanto per noi, la possibilità di parlare con un grande giornalista che è Maurizio Costanzo, che purtroppo non si vede tanto nelle televisioni nazionali. Allora noi abbiamo pensato di accaparrarcelo noi, perché noi è veramente un lusso avere questo grande giornalista. Bene, quindi tra poco con Maurizio Costanzo, il punto di Maurizio Costanzo, non cambiate canale.